Girava all'Arcella, il più popoloso quartiere di Padova, in compagnia di altri 8 connazionali, un giovane profugo tunisino, 18 anni appena compiuti. Sul corpo evidenti segni di scabbia, malattia infettiva molto contagiosa. A scoprirlo gli agenti della polizia municipale che dopo averlo fotosegnalato lo hanno accompagnato in ospedale. Diventa sempre più un'emergenza sanitaria la gestione dell'arrivo dei profughi in Veneto. 2000 le persone già presenti nella regione, altre 900 in arrivo entro Natale. Questo giovane tunisino era sbarcato a Padova da pochi giorni ed è incappato nell'ordinanza emanata 2 mesi fa dal sindaco Bitonci, che ha permesso agli agenti di operare. Io credo che il sindaco abbia visto lungo, la politica buona previene e quindi è chiaro che in questo senso anche l'ordinanza predisposta dal sindaco 2 mesi fa è centrata, azzeccata, e io ho la sensazione che anche i più riottosi amministratori in giro per le nostre terre, la nostra regione, saranno costretti a seguire questo esempio. Intanto in queste ore in prefettura Venezia si discute la possibilità di allestire una tendopoli, forse alle porte di una grande città. Al tavolo ne parlano Regione e Protezione Civile, chiamate all'appello dal prefetto di Venezia Domenico Cuttaia. Contro l'ipotesi insorge il governatore Zaia. Se poteva esserci soluzione peggiore di quelle precedenti è stata trovata, pungola il presidente del Veneto, che aggiunge: se non c'è più posto, non c'è più posto, questo è un caos, punto e basta. E all'ipotesi tendopoli reagisce anche il comune di Padova. Trovo incivile e incredibile che si possa solo immaginare di mettere una tendopoli in questo momento nel nostro territorio. Credo sia il segnale del degrado in termini legislativi e delle politiche sull'immigrazione. I territori non possono rispondere a un'emergenza di cui l'Europa deve farsi carico, rincarano gli amministratori. La misura è colma da un pezzo e al di là che sia Natale o meno, Pietà non la gestisce in questa maniera, insomma, nei confronti di sta gente.